get it almost every night. When that moon is big and right, it's supernatural tonight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Everybody's dancing. Amici, benvenuti, anche oggi siamo qui insieme immancabili. Allora, con chi berremo oggi il nostro caffè? Abbiamo qui una tersicore, mi piace definirla, una tersicore del nostro territorio, del nostro Veneto, che porta veramente lustro a questa meravigliosa disciplina della danza. Sto parlando di Susanna Plaino. Ciao Susanna, Buongiorno, Plaino ciao. giusto, perché Plaino. sei di origine friulana. Esatto. Benvenuta intanto qui nel nostro salotto a berti il caffè con noi. Lei ha anche già bevuto, quindi siamo a posto, possiamo partire in scioltezza. Benissimo. Allora Susanna, tu sei la direttrice della scuola di danza Il Balletto di Castelfranco Veneto. Esatto. Ne parleremo a fondo perché davvero il balletto di Castelfranco sta riscuotendo successi non solo in Italia ma in tutto il mondo. Ci racconterai ogni successo che state conseguendo. Vogliamo partire, hai portato delle immagini molto belle delle tue creature, i tuoi ballerini, veramente sono dei ragazzi straordinari. Direi di vedere subito le immagini, di commentarle insieme così entriamo nel vivo dell'argomento del dibattito. Via con le immagini. Ecco, questo è il balletto A Night a the Night, un balletto che abbiamo portato anche in America, a New York, che ha vinto le finali europee di un importantissimo concorso. E che tu è sei la l'IAGP. coreografa? No, il coreografo è Elias Garcia Herrera, che è il mio collaboratore che lavora con me presso la scuola, e questo pezzo è andato molto molto bene, ha vinto tantissimi premi ed è stato osannato, devo dire la verità. E qui ballano Leonardo e Denise. Leonardo Cusinato, lo anticipo, sarà il nostro secondo ospite, così vedremo il mondo anche della danza al maschile. Esatto. Ecco, dicevi, questo è ambientato a New York, Questo qui giusto? l'abbiamo preparato per un nostro spettacolo, è ambientato in un night, sono canzoni di Mina, è tutta ecco. una raccolta di pezzi di Mina, ed è il pezzo che abbiamo portato in America nel 2008 e che è arrivato alle finali internazionali dello IAGP, che è uno dei concorsi più importanti per giovani talenti in America, a New York. Beh, Mina è difficile che venga, giusto, allo Mi è scoperto. piaciuto molto. Ma l'ha visto perlomeno? No, non volevamo mandargli un video, ma poi Perché ci ormai sembra lei un sì po'... che è una musa ormai nascosta, purtroppo, però insomma aleggia sempre nell'aria, le sue canzoni Sono piaciute sono state un tantissimo. testo base, giusto, musicale meraviglioso per questo balletto. Esatto, era un pezzo di 18 minuti, poi l'abbiamo raccolto in 6 minuti appunto per poterlo portare ai vari concorsi, e ha raccolto molto, era bello perché c'erano tanti maschi, tante ragazze che adesso ballano, praticamente tutti i ragazzi che hanno interpretato questo balletto adesso sono professionisti. Ecco la ballerina che vediamo, chi è? Marianna Gentile è col Balletto di Milano, ha cominciato il suo contratto questo giugno, e Pier Giorgio Regazzo, che è della provincia di Padova, invece si sta perfezionando a Basilea. Ecco, quindi hai dei ragazzi, insomma, come i pulcini che poi crescono, giusto, e vanno... Diventano così. grandi e vanno. Ecco, Lo scopo della scuola è c'è quello. sempre un po' di C'è stacco, nostalgia. c'è la voglia di rimanere in contatto, devo dire Sì. che la maggior parte di loro resta in strettissimo contatto, tipo una mail ogni giorno, quindi i primi mesi di uscita. Sì, perché credo che dopo si diventi una sorta di grande Sì. famiglia, no? Assolutamente, è quello che vogliamo proprio come È una costruzione della passione. scuola. Ma ti senti anche un po' mamma chioccia oppure sei proprio l'insegnante severa, No, io che però voglio poi lascia essere- tantissimo? Voglio essere loro amica. Chiaramente Ecco. per i più giovani abbiamo anche bambini di 11 anni che vengono, si trasferiscono da soli nel college. Di 11 E anni? quindi chiaramente per loro bisogna essere anche una mamma. Per i ragazzi grandi è automatico, man mano che crescono si diventa Beh, allora un'amica. andiamo veramente con ordine perché credo che le cose da dire siano tantissime. Intanto ci godiamo queste immagini che scorrono ancora sul video e inizierei a parlare proprio di te, Susanna, cioè di come hai cominciato, è una passione che hai fin da piccola, e quando è che hai veramente deciso di farne la tua attività? Raccontaci Io ho un po' in cominciato retroscena. all'epoca, si iniziava a 6 anni, adesso i bambini iniziano molto prima, comunque anche a 3 anni e mezzo, 4. Ma perché la mamma e il papà? No, è stata una mia scelta tua. assoluta, Sognavi anzi di fare la contrariamente alla ballerina? famiglia, perché mio papà era un grande sportivo, quindi sognava che comunque facessimo sport. Io e mio Atletica fratello, piuttosto che tennis. tennis, Ecco, i due ecco. ragazzi che stiamo vedendo adesso, lui è a Monaco di Baviera e lei è alla Boston Ballet School.
Eccezionale. E hanno quanti anni? Lei qui quando ha fatto questo video ne aveva 16, lui 17, adesso ne ha 17-18. Sì, insomma comunque giovanissimi, ma già pronti a spiccare il volo nel professionismo internazionale, giusto? Sì. Ecco, allora continuiamo pure. Niente, ho cominciato a 6 anni per mia assoluta volontà. Fin dall'inizio mi è piaciuto il discorso insegnamento e soprattutto coreografia per l'insegnamento per gli studenti. Quindi ho ballato, perché ho ballato a Padova con la compagnia Dimensione Balletto mentre facevo l'università, però comunque il mio scopo era di aprire una scuola e di portare avanti un discorso accademia fin dall'inizio. Ma fin da piccola? Sì. Cioè, avevo i quaderni con i nomi delle mie compagne. Che segno sei, scusa, per curiosità? Sono dei pesci. Ah, quindi il pesce comunque è un segno molto, mi dicono, insomma non sono un'astrologa, però portato per l'arte, la bellezza, quindi insomma era un po' segnato nelle stelle. Era proprio di volontà e poi avere questi gruppi, comunque questa scuola a livello di accademia fin da subito. Io fin da subito tu da piccola dicevi io voglio fare la direttrice? Io insegnavo delle amiche invisibili. Ah sì? Ma addirittura delle amiche invisibili, ballerine invisibili che ero ti già col bastone. Bellissima questa cosa. Ero già col bastone, ma... Cioè, le bacchettavi anche all'amica invisibile, sì. Devi fare bene, sì. Com'è che si dice? L'arabesque. Devi fare tutto perfetto. Tutto perfetto. Se vuoi ballare devi fare perfetto. Quindi artista sì, ma avevi già insito in te l'attitudine all'insegnamento, sì, che non è da ho ballato tutti. Dopo lo stesso per una serie di fortunate coincidenze, però comunque la mia intenzione era diversa, quindi ho fatto esperienza. Da 6 anni, poi piano piano sei cresciuta, perché insomma è una vita comunque. Sono andata a Bergamo, ho studiato 3 anni a Bergamo, poi sono tornata a Udine, poi mi sono iscritta all'università perché sono laureata in psicologia. Ecco, parleremo anche di questo, bisogna essere anche degli ottimi psicologi per essere dei bravi insegnanti. Cercare di capire tante cose. Immagino, perché lo sconforto credo sia sempre in agguato per un ballerino, per una ballerina. Ma in qualsiasi attività competitiva comunque, sì, perché però bisogna... ho la sensazione che il ballo sia più ferrea come disciplina di tante altre. Si porta ad arrivare a delle situazioni in cui c'è molta debolezza, quello sì. Anche perché si rischia di tornare indietro, casa, di mollare. Ecco. Abbiamo avuto tante defezioni illustri. Quindi la psicologia, insomma, comunque ti ha un po' aiutato, ecco, la tua attitudine a capire, ad ascoltare magari. Sì. Ecco, quindi dicevo, Bergamo, laurea in psicologia. E subito nell'83 ho aperto la scuola mentre ancora stavo finendo l'università e mentre ballavo appunto a Padova. Beh, ma scusa, non per entrare nel merito delle tue economie, però... Voglio dire, aprire una scuola ha comportato comunque un investimento, stavi studiando? All'inizio sono andata in locali lasciatemi da una mia compagna in una palestra pubblica, quindi ecco, pagavo l'arte da arrangiarsi. Esatto, all'inizio sì, e poi dopo piano piano ho affittato dei locali e la scuola è diventata più importante, e numericamente è sempre stata un piccolo numero perché abbiamo raggiunto al massimo il centinaio anche adesso, però... anche perché c'è una selezione, per cui comunque non è mai stato un discorso commerciale, bensì un discorso di qualità. Sulla qualità assoluta. Ecco, quindi nell'83 ma a Tre Baseleghe o a Castelfranco? No, prima a Tre Baseleghe, nel 90 ho aperto a Castelfranco perché in quel momento la scuola comunque di Castelfranco non c'era, la vecchia scuola aveva chiuso, quindi presa la palla al balzo. Da Padova mi sono trasferita a Castelfranco anche con la famiglia, con casa, col marito, con tutto, e mi sono fermata lì. E quindi adesso Castelfranco è il tuo regno ed è diventato un polo di riferimento importantissimo comunque per la danza. Sì, perché appunto l'accademia, la scuola come accademia è un termine improprio, comunque per dare una definizione ha avuto tantissimo riscontro, ci siamo posti un po' in contrapposizione positiva agli enti lirici, per cui è una realtà privata che però lavora come una realtà un'accademia pubblica senza però i limiti dell'accademia pubblica che deve dare delle precedenze e delle cose che io sono libera, e questo mi avvantaggia, cioè è uno svantaggio in quanto a sovvenzioni, perché comunque siamo privati a tutti gli effetti, però comunque io sono libera di articolare lezioni, classi e tutto. Questa scuola è un vero e proprio college di giovani, insomma, pieni di belle speranze, ma qual è il clima che si respira? Cioè, c'è disciplina o c'è anche, insomma, quel sano cameratismo? C'è sicuramente molta disciplina perché il balletto in sé richiede disciplina, però io ho avuto... alle ore?
Vanno a scuola la mattina, quindi Ah, si veglia quindi alle 7. La mattina vanno a frequentano scuola. le scuole medie o il liceo. Abbiamo istituito una convenzione col liceo Maria Assunta di Castelfranco, che ha una sezione, aveva già una sezione sportiva all'interno del liceo della comunicazione. Ci hanno realizzato una sezione coreutica, quindi la maggior parte dei ragazzi fa questo liceo che li porta alla maturità scientifica, quindi un liceo Quindi una sezione normalissimo. coreutica, ma è una cosa sezione coreutica. nuova in Italia oppure un po' Ce ne in sono tutta Italia? pochissime. È una Ce cosa n'è abbastanza rara. una, la più vecchia è quella del Teatro Nuovo di Torino, che però era collegato a un liceo artistico, quindi un'altra direzione. Poi comunque nel nord-est ci siamo solo noi e nel nord ci siamo solo noi. Quindi insomma è un primato, Sì. uno dei tanti. Sì, perché è un aiuto, cioè i ragazzi studiano lo stesso, però comunque hanno delle facilitazioni, nel senso che comunque i professori sono tenuti a pensare che loro hanno una doppia scolarità, scuola di danza Quindi e liceo. chiedete comunque una collaborazione e una comprensione in questo senso. Se abbiamo stage, spettacoli o cose, sì. Ecco, io ricordo a suo tempo, una parentesi personale, ho fatto il liceo classico, una delle insegnanti, non facciamo nomi, ha detto a mia madre, sua figlia deve assolutamente scordare ogni agonismo sportivo perché deve studiare 8 ore al giorno greco e latino. Io ricordo, facevo pattinaggio artistico, non dico che sarei diventata chissà cosa, però non ho potuto proseguire. Ecco, con il liceo coreutico sicuramente c'è un aiuto in questo senso. Dopo devono studiare, devono impegnarsi, perché comunque è un liceo serio che esiste da tantissimi anni, quindi la qualità c'è. Però c'è anche questa attenzione ai ragazzi che vivono fuori di casa, quindi se hanno problemi, prima di tutto ne fanno capo a me, perché c'è questo problema, secondo lei perché è così, è solo per scuola, è solo per danza, cioè per dargli un minimo di attenzione. Questo non vuol dire che loro devono prendere sotto gamba la scuola, perché è un liceo a tutti gli effetti. Ma avete alloggi? Quindi abbiamo gli alloggi, abbiamo studenti? una trentina di ragazzi adesso dalle altre parti d'Italia, abbiamo affittato degli appartamenti, abbiamo messo una governante in capo agli appartamenti. I più deve un po' piccoli deve supervisionare, aiutarli a preparare i pasti, le pulizie, quello. No, perché immagino sarà un po' come quelle accademie, adesso famose anche mediaticamente che vediamo, no? Con tutti, magari anche i drammi umani, le simpatie, le antipatie, gli amorini, inevitabile. le cotte, È inevitabile. Quasi soap opera per certe cose, quindi è una bella responsabilità. Adesso noi cerchiamo soprattutto di essere severi, perché l'ambiente è quello, però comunque di farli crescere, perché è molto importante, se sono soprattutto quelli fuori casa, devono anche comunque avere una crescita normale, perché già l'ambiente artistico è quello che è, quindi comunque di creare dei professionisti che siano equilibrati il più possibile. Sì, questo credo per che me è l'equilibrio importantissimo. psicofisico sia determinante per il successo, no? Sì, ma come ogni persone. Tanto, certo, ma organizzate anche magari delle uscite? Sì, andiamo spessissimo all'estero. E molti dei ragazzi hanno borse di studio per le scuole più importanti, Royal Ballet, per l'Onassis di New York, per tutta la Germania, e quindi li mandiamo quando possiamo, di solito li accompagno io, però quelli più grandi vengono anche spinti ad andare da soli, perché comunque ci vuole anche un minimo di indipendenza. Che segnano in positivo, credo, a livello incredibile il percorso umano, no? E professionale di un allievo, perché New York, la California ho visto, no? Tra Londra... Non so. Hanno molte possibilità di guardarsi intorno a un'età estremamente acerba secondo le altre scuole. Perché si cresce un po' più in fretta, forse, si cresce più in fretta, devono responsabilizzarsi, crescere e rendersi indipendenti e scoprire se quella è la loro strada. Quindi se si tengono troppo chiusi, alla fine magari arrivano sia a 18-19 anni pronti, però il primo contratto è un disastro, perché comunque passare dalla scuola al lavoro... Ecco, scoprire che quella è la loro strada. Ci sono state così molte defezioni, cambiamenti di percorso? Defezioni tantissime, devo dire, negli anni no, cioè il nucleo del gruppo va avanti. Il problema è quando arrivano in terza, quarta superiore, che sono ancora molto contenti, molto gasati di questa cosa, poi arrivano all'ultimo anno delle superiori, maturità, e l'ultimo anno vuol dire poi andare a lavorare l'anno dopo. Sì. E lì c'è vediamo, un vedo crollo. ora sul monitor, il balletto vola a New York per un sogno. Quello lì era un articolo del 2007, perché siamo andati 2 volte, abbiamo vinto 2 volte le finali europee, e quindi nel 2007 e nel 2008. E quello lì appunto era un articolo che ci avevano fatto, questi sono i ragazzi appunto. Ma come funziona? Ricevete una telefonata, quelle famose che vi cambiano la vita, per una scuola così? No, noi facciamo un sacco di concorsi, ci esponiamo quindi nel bene e nel male, nel senso che per concorrere bisogna comunque, quando sei a un certo livello, vincere, perché sennò ti si ritorce contro. Quindi è una sfida continua, è un partecipare a tantissimi concorsi. Nei concorsi ci sono le giurie importanti, le giurie ci vedono, ci conoscono,
e dopo se vinciamo i concorsi comunque andiamo avanti. E in ogni caso queste giurie, quando vedono i ragazzi così preparati, sono interessate un domani, quindi li vedono partire a 9-10 anni, li vedono crescere, quindi a 19-20 anni sanno già chi hanno davanti, come se fossero stati quasi parte delle loro scuole. Certo. Questa è una cosa importantissima perché è una referenza che hanno i ragazzi. Non parlerei di raccomandazione perché in questo campo poi se non sai ballare non puoi essere raccomandato. Diventa un riferimento ed è questo che ci differenzia da tante altre scuole, cioè comunque abbiamo tutte queste persone che ci conoscono i ragazzi e quando serve possono essere interessati ai ragazzi proprio perché li conoscono e conoscono il livello della scuola e la qualità della scuola. Ecco, ma allora come è strutturata un po' la disciplina? Allora ci sono lezioni di danza classica? Loro hanno intanto un'accademia di danza classica come base, quindi loro studiano comunque danza classica tutti i giorni, hanno la doppia e tripla lezione. Ma vedo che si studia anche per esempio la percezione, non so, del suono, del ritmo. Beh, la lezione di danza classica è strutturata in modo che comunque si possa migliorare questa concezione e anche ovviamente apprenderlo. Poi dopo si fanno lezioni di jazz, di moderno, di contemporaneo che ti portano tutta un'altra relazione con la musica, con lo spazio e col corpo e quindi gli si dà anche quello perché comunque anche se vengono per fare classico, alcuni di loro non è che non siano portati, scoprono col tempo che sì, magari sono degli ottimi ballerini classici, però potrebbero fare molto bene anche contemporaneo, anche jazz, e quindi infatti, a 360 gradi si cerca di... Abbiamo degli esempi famosi, insomma non per pubblicizzare magari altre trasmissioni, ma ormai sono diventate quasi un fenomeno pubblico. Di costume. Vediamo per esempio Amici che sforna comunque talenti, alcuni vengono dirottati dal classico magari all'hip hop addirittura, alla danza moderna e si esprimono meglio. Sì, cioè io cerco di far capire che il moderno non è perché uno non riesce in classico continua moderno, c'è gente bravissima in classico che sceglie il moderno perché è più vicino alla sua sensibilità. Se lo sente come un vestito cucito C'è gente addosso. Bravissima in moderno che non riesce ad avere magari quel feeling che ha in classico, quindi si cerca di dare ai ragazzi, se in un'accademia, una preparazione a 360 gradi in modo che loro poi possano realmente scegliere. E tanti infatti scelgono anche altre strade. Ho avuto un ragazzo bravissimo che lui, un disegnatore eccezionale, è andato all'Accademia di Belle Arti a Venezia e sta facendo un percorso splendido in scenografia. Ed è un talento per me enorme perché io non so disegnare, non so tenere in mano una matita. Ma collabora con te magari? Per dei bozzetti di costume sì, adesso si sta laureando, fra l'altro una laurea con una persona molto molto importante nel mondo della scenografia e della costumistica. Beh, sono soddisfazioni. Quindi quella è una soddisfazione come se fosse arrivato a essere solista o... Sì dai, un po' talent scout. Un po' un ballerino, un po' un coreografo, un po' lo scenografo, alla fine veramente tiri fuori, no? Come faceva Socrate. Con i suoi allievi tiri fuori il meglio. Se riesco a tirare fuori anche un fisioterapista, forse quello è il mio sogno, perché nessuno alla fine vuole fare quello e c'è bisogno. Un appello da qualche fisioterapista se vuole collaborare con Susanna Plaino. C'è tanto bisogno anche per gli allievi può essere un domani, anche quella è una scelta. Ci può essere l'incidente come sul lavoro, c'è proprio il bisogno di mantenere il corpo in salute. Però i miei ballerini quello ancora non è mai successo non riescono ad accettarlo. Ah no? No, ad accettare di diventare fisioterapisti. No, ecco, sono troppo concentrati sulla danza sì. Lo vogliono, il fisioterapista non vogliono averne a che fare. Ho citato poco fa questa trasmissione Amici, non a caso perché moltissimi, possiamo dire, dei tuoi allievi, insomma, sono già comparsi in trasmissione da Maria De Filippi, che salutiamo. Quest'anno erano state scelte 3 ragazze e un ragazzo, poi 2 ragazze e un ragazzo hanno rifiutato perché giustamente i provini vengono fatti in maggio, poi c'è l'estate di mezzo, ci sono i contratti e quindi se uno va a lavorare o comunque vuole fare un perfezionamento deve rinunciare. Seri, cioè hanno dei veri e propri contratti. Beh, Leonardo che vedrete dopo ha già firmato il suo primo contratto, gli altri anche. E quindi hanno scelto di non andare, è andata una ragazza che ha fatto la sfida, è stata richiamata per la sfida. Che ho visto insomma in alcune immagini, che ballava prima dovrebbe essere Sofì, elegantissima, bravissima. Molto bella. Molto bella, è molto temuta, ricordo le immagini dalla sua concorrente, quindi si è fatta assolutamente valere. Sì. Beh, per lei è stata una bella esperienza, ha ballato con un ballerino come Cosette, insomma. Sì, che non è, voglio dire, è un ottimo professionista. Niente male, oltre al fatto che è un ottimo professionista. E quindi quello poi ha fatto 10 giorni lì, è stata una buona esperienza. Ma per loro è più un gioco, per esempio l'apparizione televisiva, il sogno vero, serio, il sogno nostro è non il Covent Garden di Londra. Sì, cioè la grande compagnia o la compagnia, però diciamo che ci sono delle situazioni in cui
come ad Amici adesso c'è il maestro Carbone, per cui per noi è un punto di riferimento importantissimo nel mondo della danza classica, per cui da qui è nato quest'anno che lo facciamo, perché sono anni che ci chiedono, però non ero mai interessata più di tanto. Ecco che allora a questo punto è diventata una buona esperienza. Siete sempre in contatto? Siamo in con il contatto maestro Carbone, ogni tanto. Con Garrison, con il maestro Carbone. Per cui ecco, sono Garrison, contatti della importanti. coppia Brian e Garrison, insomma, famosissimi anche loro, coreografi di ballerini, insomma, molto bravi, più sul moderno, giusto loro? Sì, sì. Ecco, però è un loro esempio vengono di come... da questo tipo di preparazione di musical che ecco, voi che fate stiamo anche vedendo. questo, quindi sì, non solo facciamo anche classico, musical, queste immagini che stiamo... è importante anche quello per i ragazzi. Sì, molto, perché poi piace comunque, Piace, anche a li livello diverte di e pubblico. poi gli dà una scioltezza che sennò magari il ballerino classico tenderebbe a non avere, perché comunque c'è stata veramente questi una sono grandissima, così, un grandissimo apprezzamento a livello nazionale popolare di questi musical, di recente sono fioriti come... Perché è arrivato 20 anni dopo rispetto all'America, però come al solito, è una cosa molto bella e c'è un lavoro dietro importantissimo. In ritardo. Ecco, tra l'altro mi fa piacere mostrare, vediamo, questa rivista che si chiama Il Balletto, giusto? Sì, questa è la nostra pubblicazione annuale che facciamo con tutti i resoconti e reports di quello che è stato fatto durante l'anno. Molto bello, la curate voi internamente? Sì, il fotografo è mio marito, Stefano Silingardi, ecco. ed è tutto fatto sui nostri risultati, sulle nostre foto, i nostri spettacoli, quindi... E poi vi occupate anche della distribuzione? Sì, ci serve più che altro come biglietto da visita per appunto i grandi direttori, le grandi scuole, le compagnie, perché una volta che si manda quello, sono tutte foto di scena, quindi hanno un'idea di quello che facciamo. Ecco, senza tante parole. Nella cura, diciamo così, dei tuoi allievi, quanto fondamentale è l'alimentazione? Cioè, seguite molto anche questo aspetto? È una lotta. È una dura lotta? È una dura lotta perché... Se vuoi non lancio la ricetta gastronomica finale, scherzo, perché mi raccomando non perdetevi dietetica. la nostra ricetta quotidiana. Anche se... No, è una lotta perché i ragazzi, se dicono ho bisogno di dimagrire, pensano che non mangiando si dimagrisca. Se hanno problemi di peso, ecco, tanto non dimagrirò mai. Invece, certo, ci sono dei casi con delle patologie, dei casi più pure la ragazza in età adolescenziale che è un problema. Hai però rischiato, ti sei trovata di fronte a casi sì. No, di anoressia io mai. No, per fortuna. Cioè, un caso solo, ma dettato da tutta un'altra questione sì, ma familiare, per cui legata alla danza, no. Sì. Però ecco, noi abbiamo appunto il pensionato, la signora che fa da mangiare, è una lotta a far capire che magari i carboidrati a pranzo sono di aiuto quando è meglio le proteine di sera, per cui c'è sempre il tentativo. Quindi questa regola di comunque resta buona, carboidrati a pranzo e proteine la sera, regola degli sportivi. Certo. Regola degli sportivi, ci vuole tutto, non si può togliere, soprattutto quando sono molto giovani. Però voi dettate queste regole? Noi abbiamo un piano alimentare e chi vuole rispettarlo sta bene, chi non vuole non è più di tanto. Nel senso, se uno non vuole rispettarlo... La signora fa da mangiare quello, quindi chiaramente i ragazzi escono da scuola quando dalla prima superiore in poi e vengono direttamente a danza, quindi gli si porta il pasto a danza a scuola, perché abbiamo la cucina, hanno il microonde, scaldano quello che c'è da fare, il frigo, e quindi li si invita comunque a mangiare quello, cioè quello a pranzo c'è quello e non sgarrano più di tanto, poi magari sono le merendine, le cose che non servono, devono capire che non servono. Ma il weekend sono di libera uscita o lavorano quando anche non il abbiamo weekend? prove, spesso abbiamo prove o stage e quindi lavorano anche il weekend, e se no vanno a casa. È una vita dedicata, però insomma credo che la passione sia determinante in questo senso. Sì, poi sono molto amici fra di loro, quindi sono gruppi molto uniti, e si cerca anche di aiutare chi è in difficoltà. A cosa state lavorando adesso, Susanna? Adesso abbiamo in questi giorni una serie di moduli di studio di formazione, li chiamiamo stage, però non è vero, all'interno della scuola sono proprio moduli di formazione. Abbiamo avuto un maestro da Colonia, dalla Germania, per contemporaneo. Adesso abbiamo una maestra che fra l'altro è un insegnante di classico ma anche un capo casting per i musical, quindi sta preparando delle cose per delle audizioni che faranno. E in questo momento, diciamo fino a dicembre, abbiamo questi moduli con diversi insegnanti ospiti. Stiamo preparando lo Schiaccianoci, che è il nostro balletto di Natale, che è una versione integrale fatta dal repertorio. Quest'anno lo facciamo a Castelfranco, quindi il 22 e il 23 dicembre. Notizia sul territorio, sì. Quindi facciamo ogni anno con tutti i nostri allievi, con quelli che abbiamo, quindi riadattandolo, perché quest'anno abbiamo avuto molti diplomi nei ragazzi grandi, appunto Leonardo e i suoi colleghi, quindi abbiamo maschi più giovani, però lo riadattiamo perché è un passaggio, cioè i piccoli, soprattutto per i piccoli, passano da una parte, l'anno dopo è uno scalino più sopra, quindi è un momento di crescita e di integrazione per i nuovi. Facci sapere le date che magari veniamo con chiacchiere
Chiacchiere e Caffè a seguire questo balletto meraviglioso, ci racconti magari di nuovo in retroscena, i tuoi successi e tutto. La più grande soddisfazione della tua vita? Essere riuscita in quello che volevo fare. Cioè, sì, era questo quello che volevo fare, con tutti i pro e i contro, c'è sempre il rovescio della medaglia, però dopo 27 anni di scuola non posso dire che non sono riuscita nella mia vita a fare quello che volevo. No, forse avrei fatto di più in altre situazioni, però era quello che volevo fondare un'accademia e i risultati dei ragazzi, i risultati nostri, di tutta la scuola, quindi dei più talentuosi ma anche di quelli bravi ma più nella media, sono tali per cui sì, ce l'abbiamo fatta, insomma. Io ho un elenco qua, una lista di primi premi, di riconoscimenti veramente sembra infinita. Finta, ma è vera. No, infatti, no, guarda, non mi metto neanche a leggerla perché dovrei fare una puntata a parte. Ma il più importante riconoscimento, quello che senti veramente che ha segnato in qualche modo? Beh, in un certo senso sicuramente il fatto di aver aperto le porte dell'America. Perché comunque io sono molto europea, quindi comunque non ho mai pensato all'America anche come ambito di lavoro, perché hanno delle regole contrattuali e sanitarie, eccetera, che insomma non è che invoglino noi europei. Però i contratti, scusa, una nota tecnica, durano, non so, di anno in anno, come funziona? Appunto, in America durano anche solo di 6 mesi in 6 mesi, quindi comincia a essere un attimino più da noi in Italia di anno in anno, poi possono essere confermati, poi la Scala per esempio ha il contratto a vita. Però l'apertura dell'America, ecco perché siamo andati in America così per caso facendo questa selezione europea. Dream, il sogno americano. No, è l'apertura del... Non andrei a lavorare in America e spero che i miei ragazzi, anche quelli che studiano adesso in America, comunque ritornino in Europa. Però c'è stata un'apertura, da parte degli insegnanti, dei coreografi, una disponibilità tale da aiutarci non conoscendoci, basandoci solo sul merito di quel momento, chiaramente meritocratico, vedendo quello che va benissimo, soprattutto in questo ambiente va benissimo che ci sia. Siamo arrivati e siamo stati trattati come dei principi, cioè a livello delle grandissime compagnie, delle grandissime scuole, senza chiedere nulla. Qui è molto più classista la cosa, quindi è molto più difficile. E lì ci hanno aperto tantissime porte, tantissime disponibilità, a parte tantissime borse di studio che non pensavamo di poter avere solo 2 anni fa. E quindi è stato un momento molto molto importante. Bene, io penso e ti auguro che moltissime altre porte si apriranno per te e per i tuoi fantastici allievi, siete fortissimi. Grazie infinite a te, no, non grazie a te di essere venuta qui, ci hai veramente così aperto una finestra su un mondo che non molti conoscono forse fino in fondo. E sono felicissima di avere dopo qua in studio Leonardo, un ballerino giovane ma già promettente, un ex cucciolo che sta diventando sempre più ometto, che è Leonardo Cusinato. Andiamo alla consueta pubblicità quotidiana, mi raccomando dura pochissimi minuti, tornate qui subito per conoscere Leonardo Cusinato. A tra pochissimo. Eccoci tornati qui amici studio con Chiacchiere e Caffè. Abbiamo appena salutato Susanna Plaino, direttrice della scuola di danza di Castelfranco Veneto il Balletto, e sono felicissima di avere qui una perla di questa scuola, un ballerino che era un cucciolo, sta crescendo ma è ancora giovanissimo, ha solo 19 anni, Leonardo Cusinato. Buongiorno. Cusinato sembra un cognome che sei stato un po' cucinato, una battuta un po' così che mi è venuta. Ma era così per metterti a tuo agio perché sei un po' timido, ma vedrai che andrà tutto benissimo. Tu sei nato a Campo San Piero? Sì, sono nato a Campo San Piero. Anch'io, era tanto per fare una piccola gag. 19 anni fa, quindi sei proprio, sì, un cucciolino, però grintosissimo, vero? Quanta determinazione hai? Molta, determinazione molta. Tu fin da piccolo hai detto voglio ballare. No, io ho iniziato a andare a nuoto i primi anni, fino più o meno a 7 anni, dopodiché non so cosa sia successo e ho detto a mia madre, mamma voglio andare a danza. Hai avuto un'illuminazione quasi? Sì, non ti ricordi non mi ricordo il motivo, niente. Un sogno premonitore? O qualcuno che mi avesse detto che faceva danza. E i miei genitori erano preoccupati più che altro perché non sapevano dove mandarmi, non conoscevano scuole di danza. E tu sei di Campo San Piero proprio? No, sono di Marsango, che è una frazione del comune di Campo San Martino. Ah sì, conosco. E quindi poi hanno scoperto una scuola di danza nel mio paese, che era la scuola Come Dance di Marica Campagnolo, e ho cominciato a frequentarla all'età di 7 anni.
E dopodiché ho continuato, ho sempre, è iniziata la passione per la danza e ho sempre continuato. Ma fino più o ad meno oggi. si comincia a 7 anni? Come funziona? Anche prima. Anche prima? Sì, anche prima. Però subito il talento te lo sei sentito Sì, addosso? penso di essere andato come all'inizio per gioco, forse perché mi interessava la musica, e mi piace molto la musica classica. E dopo mi è venuta fuori la passione e ho continuato. Hai continuato, ma hai cambiato poi scuola? Sì, ho cambiato scuola all'età di 13 anni. Ho cambiato scuola, la mia insegnante mi ha consigliato di presentarmi alla scuola del balletto di Castelfranco Veneto, di Susanna Plaino, perché secondo lei era arrivato il momento di cambiare, aveva visto che comunque di crescere, potevo avere delle opportunità e quindi mi ha consigliato di cambiare scuola e così ho cambiato e ho cambiato anche vita. Ma sei andato lì col papà e la mamma, giustamente, oppure da sola? Sì. Hai bussato alla porta di Susanna Plaino? No, mi aveva consigliato e poi sono andato a fare una lezione per una specie di preesame, dovevo fare un esame di danza abbastanza importante e sono andato a far vedere se poteva andare bene la preparazione che avevo avuto e la risposta è stata positiva e dopodiché dopo pochi mesi ho cambiato scuola. E quindi sei andato sì. a Castelfranco Veneto? Sì. Ma adesso stai lì, risiedi lì oppure vivi a casa tua? No, vivo a casa mia. Vivi a casa tua, tanto la distanza indietro, non è eccessiva, giusto, per la Sì. scuola. Ma vai lì tutti i giorni? Tutti i giorni. Disciplina ferrea? Sì. Sì, ma a te piace? Sì, si vede che hai una molto. determinazione. Ma quando sei andato a fare l'audizione da Susanna Plaino, ti tremavano le gambe? Cioè, come funziona? Uno ha il sangue freddo comunque, ti sentivi già un piccolo professionista oppure l'emozione, il batticuore? No, io mi sono presentato, sono stato portato dalla mia ex insegnante e non sapevo che la lezione che andavo a fare fosse una specie di audizione, quindi ero assolutamente tranquillo, ignaro di tutto e sono comportato normalmente e quindi è stato anche meglio perché forse sapendo che era la prima audizione avevo più paura, magari tremavo di più, avevo l'ansia. Sì, c'è il problema delle gambe che tremano per un ballerino. Sì. Si può, non dico scivolare o inciampare, però il rischio c'è. Sì, c'è. Ma anche, insomma, ti sei esibito così giovane in alcuni palcoscenici prestigiosissimi, già a livello internazionale, giusto? Sì. Raccontaci un po'. Allora, in Italia qual è stata la prima, veramente, il battesimo proprio su un palcoscenico importante? Beh, innanzitutto quando ho cambiato scuola mi sono cominciato a fare concorsi e quindi nei concorsi comunque ci si presenta in teatri abbastanza importanti, anche sono lo stessi concorsi importanti con una giuria di fama internazionale, quindi quello è già stato un ottimo inizio. Sì. E comunque in Italia nei grandi palchi, adesso non mi ricordo, ne abbiamo fatti talmente tanti che non mi ricordo più. Sì, ho visto Firenze, Lignano Sabbiadoro. Sì, in concorsi molto importanti. Un po' in giro in tutta Italia, veramente, primi premi, malissimo che andava, arrivavi secondo, terzo, insomma, quindi sempre da podio, veramente complimenti. Senti un po', volevo chiederti questo, ma all'estero hai ricevuto anche moltissime borse di studio, giusto? Sì. Ecco, hai vissuto da solo, cioè comunque si cresce più in fretta? Sì. Sono esperienze, tu prendi da solo, parti, aereo, estero, voli internazionali, dove sei stato? A New York? Sono stato a New York, sono stato in California, anche in Spagna, a Madrid e a Londra alla Royal Ballet. Bellissimo, Londra, insomma ti senti comunque un piccolo Nureyev. Sì, mi sento anche molto fortunato. Perché? Sì, perché io non avrei mai pensato di poter vincere tutti questi premi. È stato i primi premi che ho cominciato a vincere con il mio gruppo di danza, non ci credevo. Poi più o meno nel 2008 ho cominciato a esibirmi anche da solo, comunque in Passia 2 con un'altra ragazza o con altre ragazze e sono cominciati i primi premi, secondo e terzo e così e ancora mi sembra, cioè non riesco a credere di essere riuscito a avere questi traguardi, però lasciano molta soddisfazione e comunque mi sento fortunato per aver avuto un appoggio anche a casa così forte dai familiari qui volevo un po' arrivare, e perché anche dagli stessi insegnanti. Quando ho sentito
così che c'era questo ballerino bravissimo, promettente, anzi già per molti aspetti una conferma della danza. Così ho pensato a questa figura che tu sicuramente conosci, che è un po' Billy Elliot, no? Del film famosissimo uscito nel 2000. E ho detto, ecco qua, un Billy Elliot made in Veneto, però tu a differenza di Billy Elliot non hai dovuto combattere contro i pregiudizi, giusto? No. Un po' della figura maschile associata alla danza, che è quasi una cosa un po' così troppo delicata per un vero uomo, che magari deve fare il pugilato o lo sci o comunque il tennis o cose più, tra virgolette, maschili. Tu non hai avuto queste difficoltà, vero Leonardo? No, in famiglia non ne ho avute, anche tutti i parenti mi hanno sempre appoggiato, sono sempre stati molto contenti dei lavori che facevamo, dei balletti, dei vari concorsi. E poi magari così quando sei un po' più giovane, che siccome ho cominciato, cioè andando a scuola e i tuoi compagni cominciano a guardarti in maniera un po' diversa man mano che cresci. E Cioè cominciano, questo è successo sì, è comunque. successo soprattutto alle Ti medie. sei sentito fare qualche battutina cretina, Sì, dai sì. bulletti, no? Sì, Quindi- ma poi comunque hanno visto che non è che fossi una persona diversa dalle altre per qualsiasi motivo e comunque riuscivo ad a raggiungere certi traguardi e hanno cominciato a stare più calmi e A comunque stare zitti, li hai stare azzittiti zitti. tutti col Sì. tuo talento e la tua determinazione. Poi invece credo che un po' ci si senta speciali comunque a fare una cosa così splendida, insomma, come la danza. Sì. Cioè è qualcosa di più di un lavoro, è veramente, credo, qualcosa che ti entra nell'anima e che manifesti col corpo, con l'eleganza, no? Anche se dietro c'è davvero qualcosa di teutonico, diciamo, veramente di una disciplina fortissima. Ti sei mai sentito a volte stanco o hai dovuto fare molti sacrifici comunque per la tua età? Sì, Hai mai pianto per la danza? Per la danza, sì, è successo, soprattutto in classe, quando ti rendi conto che devi raggiungere dei traguardi e ti sembrano impossibili. E allora in quel momento ti trovi a terra e ti chiedi il perché di tutti i sacrifici che fai, visto che forse 99 su 100 non riuscirai a raggiungerli. Poi invece con la determinazione e la forza di volontà tutto diventa possibile. Però tanti sacrifici, soprattutto perché i ragazzi come me che fanno danza nella nostra scuola sono giovani e devono rinunciare a tantissime cose per continuare questa professione. Per esempio, tu non sei un frequentatore assiduo di discoteche, vero? No, Non una ti volta ci vedo all'anno molto. forse perché c'è una festa, ma non di più. Ecco, anche i weekend fate stage, Sì. fate prove, quindi comunque i tuoi amici sono i tuoi compagni di Sì. danza, giusto? Sì, sì. Siamo sempre in contatto perché adesso io ho finito il liceo quest'anno, mi sono diplomato, Bene. però anche trovavo i tuoi compagni di classe che poi erano gli stessi del pomeriggio a danza e quando tornavi a casa la sera non avevi tempo, bisognava studiare e quindi non avevi mai tempo e quindi erano sempre loro gli amici, insomma. Amici, ma ci sono anche un po' di rivalità? Come funziona? C'è agonismo comunque? Sì. La si vive in modo, credo, molto serio, alla fine non è un gioco, vero? No, soprattutto quando cominci a crescere, avere 15-16 anni, più che una rivalità buona, positiva, perché nel momento in cui tu vedi un ragazzo più bravo di te, cerchi di capire il motivo e di emularlo e Certo. capire i suoi punti di forza e i suoi punti deboli e quindi poi anche avere un confronto. C'è già una strategia così giovani, ma Sì. giustamente Almeno io l'ho ci sono avuta. già delle strategie. Ecco, qual è la tua strategia? Carpire i segreti magari di qualche amico positivamente rivale, da dire voglio arrivare anch'io a fare quello che fa lui anche di più. E capire come riesce a farlo o comunque anche dei dettagli per rifinire il proprio lavoro e magari si vede un particolare gesto che fa una persona in un determinato passo, ad esempio, e vedere se può adattarsi al tuo corpo. Perché, ecco, questo mi hai fatto venire in mente, cioè ballare credo sia poi tirar fuori anche molto della propria personalità. Si può fare perfettamente un gesto tecnico, ma magari può essere freddo, bisogna metterci, no, del calore, del proprio, Sì. differenziarsi dagli altri. Ecco, in questo ci mettete molto del vostro oppure comunque avete il sostegno dell'insegnante, della direttrice, Susanna Plaino? Magari vai lì e le dici, direttrice, provo questa sensazione, posso trasformarla in un gesto? Sì, questo Funziona è... anche così? Sì, funziona anche così perché
e nel momento in cui uno balla come se fosse un automa e il balletto non risulta essere interessante, è freddo. Quando poi ognuno capisce più o meno il proprio modo di esprimersi e riesce ad adattarlo all'interno del gruppo, ad esempio in un balletto di gruppo, oppure quando balla una variazione da solo o un passo a due, risulta molto più interessante e quindi la persona, cioè lo spettatore è molto più catturato. Certo, lo spettatore comunque diventa il vostro riferimento emotivo, cioè Sì. volete comunque dargli delle emozioni, Sì, trasferire colpirlo, delle emozioni, trasferire delle emozioni. Quindi quando balli non ti senti isolato dal resto del mondo, No. c'è comunque un rapporto, Sì. vuoi emozionare tutto quello che hai intorno a te? Sì, anche per primo mi emoziono io. Ti emozioni sì. tu, c'è ancora la grande emozione del palco? Sì, sì. Ti tremano sempre le gambe prima di salire sul palcoscenico? Capita, sì. Poi parte la musica e ti poi sembra di volare? Sì, il corpo va da solo, Il corpo va da solo. e cioè, mi stacco completamente dalla realtà e davanti so che ho solo il pubblico che mi sta guardando e continuo così. Ma adotti delle tecniche di respirazione, fai yoga, come funziona per l'autocontrollo, la paura, l'emozione che può giocare brutti scherzi, lo so per esperienza, perché sono molto emotiva e quindi penso che possa aiutare. Cosa Sì, fai sì. tu per rilassarti? Beh, Bevi un bicchiere di vino? No, no, perché... Una bottiglia intera? No, non bevi. No. Bevi? No. No, bravo. Beh, insomma, un bicchiere di vino al giorno toglie il manico di torno, però insomma Però- non sei un no, amante. no. Ecco. E rispetti la disciplina sì, alimentare? sì. Non sei uno trasgressivo? Bene, infatti i risultati si vedono. Sì. Punteggi altissimi, sei un secchione della scuola. Dì la verità. Mi piace studiare. Ti applichi, Sì. ti piace studiare. Sì. Qual è la più grande soddisfazione finora che hai raggiunto in termini personali ma anche di riconoscimenti, il più grande premio? Soddisfazione e premio possono anche coincidere. Sì, no, beh, come soddisfazione in questi mesi il fatto di aver firmato il primo contratto di lavoro. Vogliamo parlare, 19 anni, tanta gente a 30 e rotti, purtroppo è una piaga sociale, non vede contratti di lavoro, invece un ballerino professionista vede riconosciuto comunque il suo impegno. Quindi il primo contratto con chi, dove? Il Balletto di Milano, Ah, però, che ha fantastico. la sede a Novara, al Teatro Coccia. Ma quindi ti devi trasferire? Mi devo trasferire a Novara, ho trovato l'appartamento pochi giorni fa e inizio una nuova vita perché andrò a vivere da solo, non ho trovato un compagno della compagnia con cui dividere un appartamento, vedremo se... Magari puoi riuscirò. trovare lì qualcuno, Sì. insomma, con cui... Per adesso sono da solo e quindi noi al mattino andiamo a fare la lezione di training, di riscaldamento e poi si cominciano le prove fino a sera, fino più o meno alle 6 di sera e si preparano spettacoli e poi si fanno lì al Teatro Coccia e dopo in giro per l'Italia e anche all'estero. Fantastico. Non mi hai detto delle tue tecniche? Dimmi se insomma hai un modo tuo per rilassarti, per concentrarti, se fai Beh, yoga. Io di solito prima di un concorso mi isolo un pochino, soprattutto se devo fare una variazione, quindi devo essere da solo per concentrarmi. Ecco, la variazione diciamo che anch'io non lo so, cos'è esattamente? Una variazione è un pezzo solista di repertorio in cui la persona si presenta con questo pezzo di circa 1 minuto e mezzo, 2 minuti, varia comunque dal tipo di variazione, e si presenta in costume da scena e presenta questa variazione su cui dopo viene dato un punteggio. Quindi in caso sei di un solo concorso. contro tutti? Sì. È una sensazione, credo, totalitaria, totalizzante. Sì. Senti un po', e allora dicevi vai a Novara e farai di nuovo viaggi all'estero. Sì. Che posti hai visto? Sei stato, mi hai detto prima, a New York? Io sono stato a New York, sono stato in California, a Orange County, poi sono stato in Spagna, sia a Madrid che a Barcellona. Ah sì, sempre per queste borse di studio, giusto? Sì. E non mi hai detto il premio più prestigioso che hai vinto finora? Il premio di un Quello concorso? che in qualche modo insomma, ti ha inorgoglito, comunque ha segnato un po' il tuo percorso. Beh, il primo di premio carriera. come solista l'ho vinto a Firenze nel 2007, sì, 2008, e è stato con una variazione dal Corsaro, che è un balletto di repertorio, e quello mi ha lanciato, l'ho preso come un gioco all'inizio, di dover fare questa variazione, ho detto va bene, proviamo. E ero abbastanza tranquillo e quando hanno annunciato il primo premio
Un tonfo al cuore. Sì. Ah, ecco, comunque nonostante la determinazione e la grinta, insomma l'emotività rimane. Sì, sì. Quindi hai sentito il cuore che ti sobbalzava e hai realizzato: sono arrivato primo. Sì. Hai detto: Leonardo, forse davvero ci sai fare. No, perché l'umiltà va bene, però piano piano c'è anche la presa di coscienza, Sì. giusto, del proprio talento. Sì. Ti senti cresciuto? Ti senti Sì, più forte? molto cresciuto. Anche aver fatto l'audizione al Balletto di Milano per entrare nella compagnia, e di solito si ha paura di fare audizioni, almeno le prime. Sì. Però io sono andato con molta determinazione e ho detto: qui adesso ci provo, mi faccio vedere e dopo va come va. Però... Ma dov'è che vuole arrivare Leonardo Cusinato? Qual è il tuo sogno? Dai, oggi puoi dirle tutte. Intanto una parte del sogno si è avverato, il Certo. fatto di essere diventato un ballerino professionista. Poi comunque si tengono sempre aperte molte strade e contatti con le varie compagnie, perché per un domani non si sa mai. E quindi finisce un contratto e hai subito pronto un'altra compagnia che ti accetta e quindi insomma si vedrà. Giustamente, il nome circola, anche qui funziona in questo modo, Sì. no? Dopo vieni chiamato, osannato, apprezzato. Insomma, già sta succedendo, Leonardo. Ti auguro davvero di raggiungere il massimo. Chi è il tuo ballerino preferito? Leonardo Cusinato. No, insomma. No, però mi hai detto prima non hai idoli No, non ho proprio un particolari. idolo particolare. Più che altro prendo le cose più interessanti di ogni ballerino. Bene, io veramente, se mi inviti, spero di venirti presto a vedere, perché tra l'altro adoro il balletto, adoro la danza classica, adoro l'arte coreutica, giusto? Sì. Si dice l'arte coreutica. Bene, grazie infinite, hai visto è passata la chiacchierata tutto indolore, Sì, va sì, benissimo, spero tu ti sia divertito. E adesso, anche se voi avete un regime alimentare ferreo, non rinunciamo a mandare le nostre ricette, perché noi ballerini non siamo, quindi possiamo giustamente, vero, sbizzarrirci anche per voi. Oggi, amici, carta e penna, non perdete questa ricetta squisita: gnocchi alla romana. Ovviamente ho già fame, me li mangio dopo se ci sono. E guardiamoci questa ricetta fantastica. Vi aspetto domani puntualissimi, sempre alle 11, mi raccomando, non mancate. E per un'altra chiacchierata, altri 2 ospiti, 2 caffè insieme e tantissime cose da raccontarci. Grazie, a domani. Per questa settimana ci troviamo ospiti dell'Enoteca Centrale di Mestrino. Ancora una volta lo chef nonché titolare Mattia Barbieri ci ha aperto le porte della sua cucina. Buongiorno Mattia. Buongiorno Elisa. Oggi ci faremo assistere anche da Davide. Mi incuriosiva una cosa del tuo locale. Mi dicevi la filosofia di un ristorante associata però alle tempistiche di un bar. Spiegami un po' questa cosa. Esattamente, cerchiamo di differenziarci offrendo al cliente un menù veloce, un piatto con prodotti Per questa settimana ci troviamo ospiti dell'Enoteca Centrale di Mestrino. Ancora una volta lo chef nonché titolare Mattia Barbieri ci ha aperto le porte della sua cucina. Buongiorno Mattia. Buongiorno Elisa. Oggi ci faremo assistere anche da Davide. Mi incuriosiva una cosa del tuo locale. Mi dicevi la filosofia di un ristorante associata però alle tempistiche di un bar. Spiegami un po' questa cosa. Esattamente, cerchiamo di differenziarci offrendo al cliente un menù veloce, un piatto con prodotti di altissima qualità, freschissimi, associati alla velocità e alla tempistica che il cliente stesso mette a disposizione. Quindi anche l'ideale per pranzo, se uno ha poco tempo. So che potete tenere fino a quanti coperti? Teniamo fino a 85 coperti. Benissimo, con ingredienti di prima qualità, perché grazie alla gastronomia ed alla macelleria te li vai anche a selezionare. Dunque, la ricetta di quest'oggi, visto che i nostri amici da casa ormai è quasi una settimana che sono con noi, saranno di sicuro degli esperti, è un attimino più laboriosa, vero? Esattamente. Abbiamo questi gnocchi, mi dicevi? Gnocchi alla romana che andremo a gratinare con dei finferli freschi e del parmigiano reggiano. Benissimo, e allora ecco a voi la lista degli ingredienti. Vi proponiamo le dosi per 4 persone, giusto Mattia? Esattamente. Allora, cosa ci serve?
ci serve 1 litro di latte che andremo a mettere a bollire, del sale, del pepe, del semolino, 4 uova intere fresche, del parmigiano reggiano, del burro che poi andremo a fondere, della salvia fresca, dei finferli freschi che poi andremo a cuocere. Domanda, e se noi volessimo sostituire i finferli con un altro fungo? Non c'è nessun problema, si adattano benissimo i porcini, siamo in piena stagione, degli ottimi carciofi, dei pezzettini di zucca e tante altre cose di stagione, radicchio tardivo di Treviso e via discorrendo. Benissimo, e allora non ci resta che iniziare. Allora, caro il nostro Mattia, Davide è già all'opera, dobbiamo portare ad ebollizione il latte, Esattamente. giusto? Portiamo ad ebollizione il latte. Abbiamo detto 1 litro di latte. 1 litro in questo caso, che andiamo a salare. Benissimo. Andiamo a mettere un pizzico di sale e appena il latte giunge in ebollizione andiamo ad aggiungere il semolino. Che è l'ingrediente fondamentale, Esattamente. perché i gnocchi alla romana sono detti anche gnocchi di semolino. Esatto. Ecco, aggiungiamo il semolino sempre mescolando, giusto? Sempre mescolando, si deve pian pianino rapprendere. Benissimo. Esatto. Andiamo ad aggiungerlo sempre pian pianino in modo che non si formino grumi. Perfetto, e vedo con una frusta in metallo. Esatto. Benissimo, ma dimmi un po', un piatto come i gnocchi alla romana, visto che la tua è un'enoteca fornitissima, che vino mi consiglieresti di abbinarci? Così diamo anche un ulteriore spunto ai nostri amici da casa. Io consiglierei di abbinarlo, in questo caso che andiamo a servirlo con i finferli, con un bel pino nero, possibilmente Alto Adige. Benissimo, che allora si sposa bene con il sapore dei nostri gnocchi ed anche con i finferli. Esatto. E dicevamo prima, qualora non avessimo a disposizione i finferli, li andiamo a sostituire? Andiamo a sostituirli con qualche ingrediente di stagione. Fondamentale in questo caso o i porcini o i carciofi o la zucca o radicchio tardivo di Treviso, qualsiasi ingrediente purché freschissimo e di stagione. Benissimo, allora abbiamo dato davvero tante idee ai nostri amici. Allora, quando è tutto ben amalgamato, cosa facciamo? Togliamo dal fuoco la nostra pentola. Ecco, stiamo attenti a non scottarci. Benissimo. E pian pianino cominceremo con una spatola in legno ad aggiungere le nostre uova. Ecco, quindi l'uova intera, abbiamo detto 4 uova per 4 persone. 4 uova intere andremo a mescolare pian pianino, ad incorporarle, diciamo. Eccoci qui. E mi dicevi con una spatola di legno, preferibile rispetto alla frusta di prima. Esattamente. Andiamo proprio ad incorporare, non più a mischiare come prima. Ecco, quindi deve essere un movimento delicato. Esatto, dall'alto verso il basso e circolare. Questo per dare la giusta consistenza Esattamente. ai nostri gnocchi. Benissimo, quindi ricapitolando, abbiamo portato ad ebollizione il latte, abbiamo salato, aggiunto il semolino, 4 uova incorporate delicatamente. Ora stiamo amalgamando il tutto. Esattamente. E il passaggio successivo qual è? Il passaggio successivo è andare a mettere in questa teglia tutto il nostro impasto per poi andarla a mettere in frigo e refradirla. Benissimo, quindi ci procuriamo una pirofila. Esattamente, una pirofila delle giuste dimensioni. Certo. Che contenga l'impasto e almeno da poter stendere uno strato di 1-2 centimetri. Benissimo, ecco qui. Noi ovviamente adesso andiamo a stenderlo, però l'avevamo già precedentemente preparata, stesa. Benissimo, e allora andiamo a vedere il nostro impasto già pronto e messo in frigo. Allora, per praticità noi avevamo già steso l'impasto nella pirofila, messo in frigo per quanto? Messo in frigo per un'ora, il tempo che si raffreddi bene tutto quanto l'impasto. Avevamo precedentemente imburrato la teglia in modo che una volta capovolta la teglia l'impasto si stacchi in maniera omogenea. Benissimo. Ora abbiamo Davide che andrà a copare l'impasto. Ecco, quindi con uno stampino ricaviamo la forma. Esattamente, la forma desiderata, un cerchio che andremo ad adagiare sul piatto. Certo. In questo caso per una porzione andremo a cuocere 4 gnocchi alla romana. Benissimo, quindi 4 gnocchi equivalgono ad una porzione. Esatto. E nel frattempo so che Davide aveva anche fuso del burro. Davide aveva fuso del burro con cui poi andremo a cospargere i nostri gnocchi. Nel frattempo, sempre Davide aveva preparato i funghi. Benissimo, abbiamo detto dei finferli in questo caso, che però possiamo sostituire con altro ingrediente. Esatto.
A piacere. Ora stiamo spennellando con il burro fuso i nostri gnocchi. Esattamente, andremo ad adagiare i finfarli che abbiamo già cotto. Li abbiamo cotti come? In padella semplicemente? Cotti con un fondo di cipolla e fatti sudare per 15 minuti. Benissimo. Un pizzico di sale, un po' di pepe e voilà, terminata la cottura. Quindi una cottura molto semplice Molto per semplice. i funghi. Benissimo. Andiamo a guarnire. Esatto, andiamo a guarnire. Andiamo a mettere un po' di parmigiano reggiano, ovviamente. Certo, quindi anche qui l'importanza della qualità dei nostri ingredienti. Assolutamente. La riuscita di un buon piatto è soprattutto nella qualità dei suoi ingredienti. E voilà, direi che sono pronti per essere infornati. Esatto. Ecco i nostri gnocchi che noi per praticità avevamo già cotto. Benissimo. Preparati, messi in forno a 180 gradi per 15 minuti. Quindi anche una ricetta veloce da cucinare, tutto sommato. Perciò non ci resta che mangiarli, ma bisogna anche accompagnarli ad un buon vino che tu hai scelto dalla tua enoteca. Esatto, io ho scelto un Pinot Nero di San Valentin, San Michele a Piano, annata 2006. Benissimo, allora noi quest'oggi vi abbiamo insegnato questi gnocchi alla romana o gnocchi di semolino, e per domani che cosa ci riserva la tua cucina? Per domani andremo a preparare un carpaccio di manzo, sempre con un contorno di stagione, degli champignon crudi in insalatina, con rucola, petali di grana e vinaigrette alla senape di Digione. Quindi non vi resta che seguirci anche domani, e noi intanto vi salutiamo dall'Enoteca Centrale. Cin cin! Per questa settimana ci troviamo. We get it almost every night when that moon is